L'evidente difficoltà in cui si trova la maggioranza che regge il governo della regione si concretizza nella infinita serie di impedimenti che complicano la vita di una finanziaria che deve essere approvata prima possibile, data la imminenza della scadenza dell'esercizio provvisorio. E mentre sul sito dell'ARS campeggia ancora la scritta "La seduta è rinviata a data da destinarsi", sintesi di un percorso faticoso e irto di ostacoli, monta la protesta delle opposizioni. E non le manda a dire Claudio Fava, che sottolinea che non esiste una maggioranza, che il governo sopravvive alla giornata e l'allungarsi dei tempi è unicamente finalizzato, dice, ad un tentativo imbarazzante di raccattare i voti necessari ad approvare il testo. Per Fava le annunciate riforme restano solo mitologia elettorale. È critico, ma non è il solo, verso la rispolverata idea del ponte sullo stretto, nella regione dove non esiste una rete ferroviaria degna di questo nome, evidenzia, e le strade crollano letteralmente a pezzi. Per tutto questo chiede a gran voce le dimissioni. E a proposito di ponte sullo stretto arriva subito la replica del sottosegretario dell'Orco a Musumeci, che ieri chiedeva una posizione chiara del governo nazionale sul tema. È lapidaria, affidata ad un tweet per dell'Orco del Movimento 5 Stelle, è un no secco, afferma. Piuttosto pensi alle infrastrutture fondamentali dell'isola, visto che il governo sta già facendo la sua parte con 2,8 miliardi di investimenti ferroviari. La querel non si ferma perché per Musumeci dell'Orco ha perso un'occasione per tacere, ma intanto la finanziaria è al palo e la Sicilia langue.